E devo dire un'opera la più importante a livello nazionale che parte, perché stiamo parlando di un'opera che sfiora i 900 milioni, principalmente 870 milioni di euro. È lungo poco più di 25 chilometri, ma prevede la ricostruzione di 9 ponti, 3 cavalcavia, 12 sottopassi, 50 attraversamenti idraulici e 2 vincoli autostradali. È l'ultimo tratto della terza corsia dell'autostrada A4 Venezia-Trieste, quello compreso tra San Donà e Portogruaro, per il quale i lavori partiranno nel 2026 per una durata di 5 anni e mezzo. Oggi la firma a Trieste del contratto per l'affidamento dei lavori aggiudicati al Consorzio Stabile Teria. Non è un mero ampliamento, ma è un vero e proprio rifacimento di una tratta autostradale molto importante nell'ambito ricordo dell'A4, la Venezia-Trieste, che oggi è diventata non più un'autostrada snodo per l'Italia, ma per l'Europa e in particolare per i traffici est-ovest. Con questo importante passaggio iniziamo il completamento della terza corsia. Vicino al miliardo di euro il quadro economico per questo ultimo lotto di lavori che completerà tra il 2030 e il 2031 tutto il tratto a 3 corsie della A4 tra Quarto d'Altino e Palmanova per un totale di 83 chilometri. Come per gli altri lotti non si tratta di un semplice ampliamento, l'autostrada sarà interamente demolita e ricostruita. Andrà oltretutto ad agire su un tratto particolarmente delicato che quindi deve vedere un'opera infrastrutturale che seppur la chiamiamo un allargamento in realtà è una nuova autostrada, perché le opere previste di fatto costruiscono un nuovo pezzo importante di autostrada. Nell'illustrare l'intervento, il presidente di Autostrade Alto Adriatico Marco Monaco ha precisato che gli impatti sulla viabilità saranno minori rispetto agli ultimi cantieri, anche perché si sta già lavorando sui viadotti.